Mio padre alla mia età era un uomo. Io non sono sicuro di esserlo. Da piccolo gli adulti mi sembravano adulti. Sembravano persone che avevano capito come funziona il mondo. Soprattutto mio papà. Mio papà aveva già un lavoro, una famiglia, delle responsabilità. Io oggi ho più o meno la sua età e non mi sento tanto diverso da quando avevo 20 anni. Sì, ok, adesso ho più responsabilità, ma non è successa quella cosa che mi aspettavo da bambino, ovvero che un giorno ti svegli e sei improvvisamente adulto e sai come ti devi comportare. Qui ho passato un botto di tempo e quando avevo 12 anni pensavo che quando avrei avuto 34 anni avrei capito tutto. Invece nessuno ha capito tutto. Da piccolo guardavo gli adulti dal basso, per quello sembravano più sicuri di quello che erano davvero. Magari papà aveva gli stessi dubbi, ma io non li vedevo. Credo che in tanti anni ho immaginato l'essere adulto come un arrivo, come una stazione di arrivo. Arrivi lì e finalmente capisci tutto, invece sembra più una coincidenza. Ti ritrovi ad avere un'età diversa, molte più responsabilità, molti meno capelli di prima, ma per il resto io non mi sento diverso da quando ero un ragazzino. Forse diventare adulti
non significa avere tutte le risposte. Forse vuol dire andare avanti anche quando le risposte non le hai. Vuol dire prendersi cura delle persone, prendersi le responsabilità, fare scelte mature, essere persone buone e andare avanti, sempre e comunque. Più ci penso e capisco che mio papà alla mia età non era un adulto, era semplicemente una persona che voleva fare del suo meglio, un po' come tutti noi.